a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Veneto Welfare. Oggi è con noi Sergio Maset, direttore generale della Confartigianato Veneto, quindi della importante organizzazione legata all'artigianato della nostra regione. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Allora, la chiacchierata di oggi ha per scopo quello di mettere in evidenza il valore della bilateralità proprio in un momento come questo, che è il momento del Covid, nel quale noi abbiamo la necessità di aumentare il numero dei servizi a persone e imprese. Nell'ultima webinar che abbiamo avuto insieme al CNEL, in cui il presidente Tiziano Treu ha affermato come sia importante in questo momento pensare ad un riordino del sistema del welfare. Effettivamente il sistema del welfare in questa fase ha avuto qualche problema. L'abbiamo visto sulla sanità, l'abbiamo visto sul sociale, l'abbiamo visto anche all'interno della gestione del sostegno al reddito e gli ammortizzatori sociali. In questo contesto di sistema di welfare che necessita, quindi penso a sanità, lavoro, sociale, pensioni, che necessita di almeno di una manutenzione, la domanda che ci poniamo è: quale può essere il ruolo della bilateralità e del welfare contrattuale in questa fase di debolezza dei sistemi di welfare? E quindi, oltre al ruolo, in che termini potrebbero migliorare o favorire nuovi servizi? Questa è la prima domanda. Prego, Masetto. Allora, farei intanto una prima considerazione ed è questa. Proverei intanto a guardare per alcuni versi come in realtà noi abbiamo un sistema di welfare vero, perché come dire, di fronte a una situazione drammatica, inattesa, catastrofica per molti versi, perché nemmeno nelle crisi a memoria, insomma, se andiamo indietro, certamente non nel 2008, ma nemmeno nel 2012-2013, noi abbiamo avuto situazioni di blocco quale quella attuale. Quindi la messa in prova del sistema, da un lato sanitario e dall'altro sociale, non c'è mai stata come oggi, come ora, e probabilmente, insomma, come ora possiamo dire siamo in un sistema di welfare state. Ok. E questa è la prima osservazione. Vado un po' in controtendenza, magari mi rendo conto, perché poi uno dice cerchiamo di capire che cosa non ha funzionato, ma io dico cerchiamo di capire anche che cosa abbiamo. Ecco. E nel cercare di capire che cosa migliorare, dove intervenire, c'è un altro elemento da considerare, ed è questo. Quindi, primo elemento, comunque il nostro sistema c'è, ha risposto alle persone. Si può migliorare, sì, ci sono punti di fragilità, sì, punti, però intanto abbiamo una macchina che bene o male ha risposto a una situazione drammatica, inattesa e non programmata. Secondo elemento, è chiaro, e lo vediamo già ormai da una decina d'anni qua, che c'è una domanda crescente di gestione del rischio, di tutela, garanzia e gestione del rischio. L'avevamo visto nella crisi 2008-2000 e poi con i suoi addentellati nel quinquennio successivo, ma di fatto sono saltati 10 anni fa, nel senso che sono arrivati alla prova tutti quei fattori di discontinuità rispetto al passato, che potevamo riassumere in questo modo qui. Un lavoro è per tutta la vita, la pensione dello Stato ti garantisce, e i sistemi di sanità sono quelli forniti dal pubblico, insomma, essenzialmente.
In questo non c'è solo, a mio avviso, una variazione dell'offerta, c'è anche una variazione della domanda, cioè cambiato il contesto, tanto che poi negli anni abbiamo conosciuto concetti quali quello di flex sicurezza e avanti, insomma, il fatto che l'impiegabilità fosse parte di una dote individuale, non solo di un sistema, insomma, concetti che voi conoscete meglio di me. Ma è evidente che è cambiata, c'è stato un allargamento della domanda di tutele, garanzia, di gestione del rischio, che vanno al di là della capacità di gestione del pubblico in termini di equilibrio fiscale. Questo è il punto. Cioè, o per una ragione o per l'altra, ciò che deriva come risorsa dalla fiscalità generale non incontra, non del tutto, lascia degli spazi, insomma, rispetto a quelle che sono le domande di gestione del rischio individuale in termini sanitari, previdenziale e così via. E quindi c'è un primo punto che è quello di riconoscere, su cui ragionare, insomma, di riconoscere un elemento di interesse generale, proprio perché la domanda è generalizzata, a strumenti che consentono di rispondere a questo tipo di bisogni. E quindi intervenendo anche con forme di vantaggio fiscale, cioè c'è un interesse generale, c'è una domanda che è variata, non può essere ricondotta tout court come dire, ai livelli attuali di gestione della fiscalità generale, quindi non è coperta del tutto dallo zoccolo duro della prestazione, e ci sono dei delta che però hanno comunque un valore nella collettività, un valore generale. Rispetto a questo, per arrivare poi a una riflessione che tocchi anche il tema degli strumenti, della bilateralità, devo dire, pensiamo un attimo, perché c'è un tema spesso che entra di geometrie istituzionali, no? Cioè, dove si fa che cosa? Dove si fa che cosa? Allora, è evidente che se pensiamo alla sanità, il modello federale, di fatto, è il modello di riferimento. Noi abbiamo uno Stato che definisce i livelli delle prestazioni, definisce gli standard, eccetera, e poi, come dire, nessuno in questo momento qui metterebbe in discussione, tantomeno in questa situazione qui, gli spazi di agibilità delle regioni nell'ambito della sanità. Tanto per il ruolo programmatorio, di capacità di programmazione, tanto poi nel ruolo poi di azione. Dappertutto, insomma, diciamo che da questo punto di vista qui, questo modello di sussidiarietà che difficilmente qualcuno metterebbe in discussione in questo momento qui. Allora, per alcuni versi mi pare che ci possano essere degli elementi, delle analogie di ragionamento che si pone anche agli strumenti di welfare contrattuale, la cosiddetta bilateralità, per tutto ciò che va oltre il livello delle prestazioni obbligatorie, insomma. Quindi, se ha un ruolo, è quello di intervenire proprio in questi delta rispetto a ciò che costituisce uno zoccolo di riferimento. Certo, interessante l'approfondimento. Quando con Veneto Welfare noi abbiamo avviato questo progetto, per quanto riguarda diciamo, la parte previdenziale, ci è stato subito evidente che i fattori demografici, la discontinuità lavorativa, il tema della fiscalità generale e soprattutto la tenuta dei conti rendevano obbligatorio l'uso della seconda gamba per quanto riguarda la pensione. In questo senso i fondi pensionistici contrattuali, come insieme i fondi sanitari contrattuali, rappresentano l'espressione dell'evoluzione proprio della contrattazione, portando appunto quel modello alla gestione dei servizi, non solo quindi alla definizione dell'accordo.
In questo senso ci siamo posti recentemente proprio il tema di una maggiore integrazione tra fondi pensione e fondi sanitari, un collegamento di prestazioni con problemi contributivi, per esempio il trasferimento delle prestazioni. Da questo punto di vista il Fondo territoriale Solidarietà Veneto rappresenta un esempio positivo di ambiente in cui è possibile spostare la propria prestazione su settori diversi. Tenendo conto della necessità di insistere culturalmente nell'accesso a questo strumento, a questi strumenti, o come adeguatezza della pensione futura o come anticipo di pensionamento, secondo voi quali potrebbero essere i punti di miglioramento su cui la bilateralità previdenziale e sanitaria potrebbe intervenire, pensando proprio anche a misure come il silenzio assenso? Beh, allora, diciamo che sicuramente c'è un tema, questo già emerso, penso che sia un tema ormai ampiamente condiviso, ma sulla quale ci sono ancora amplissimi spazi di crescita, che è quello di portare a consapevolezza dei più giovani la necessità, opportunità di costruirsi il percorso. Cioè, in qualche modo c'è una forzatura da fare che probabilmente per la generazione dei ventenni attuali, dei diciassettenni, dei diciottenni attuali, è forse un po' più facile rispetto alla mia, alla nostra, in cui avevamo un'economia che nemmeno ci poneva il problema. Ok, nemmeno ci poneva, saremmo stati sciocchi probabilmente anche in quel momento lì, a dire ma chi te lo fa fare, insomma, no? E in questo momento qui c'è forse una maggiore fertilità di ascolto, ma il messaggio va costruito e quindi è un'azione proprio di informazione, di acculturazione sul fatto di riportare su di sé il governo di quella gestione del rischio che dicevo prima, anche per quanto riguarda la parte previdenziale. Da un punto di vista degli strumenti, due principi, secondo me, vanno seguiti. Uno comunque è un tema di accountability a cui nessuno si può o deve sottrarre, insomma, quindi, come dire, c'è un tema di efficienza ed efficacia rispetto a un interesse generale e a una responsabilità individuale poi delle persone ai quali poi si fornisce il servizio, la prestazione, e poi un principio di metodo, cioè noi dobbiamo, io spesso faccio questo esempio qui, no? Come nelle abitazioni, l'idea di una casa che uno la compra una volta, no? Nella vita, e poi se la tiene e se la porta avanti. Bene, questo paradigma qui sta cambiando sempre di più, è già cambiato, no? Allora, cos'è che vediamo? Vediamo sempre più l'idea che i fabbisogni nel ciclo di vita dell'individuo cambiano e quindi vanno anche adeguati. La domanda e i bisogni che ha in termini di welfare, di prestazioni, un giovane di 20 anni non è lo stesso che ha una persona di 40 anni, non ha lo stesso una persona di 60 anni. E quindi forse questo è l'ambito, i due ambiti di miglioramento. Quindi in questo secondo caso anche una capacità di focalizzarsi sul ciclo di vita dell'individuo. Certo. Beh, su questo tema noi come Veneto Welfare ricordo che siamo disponibili proprio a favorire la comunicazione nei confronti dei lavoratori della nostra regione proprio sulle scelte previdenziali. Una questione su cui, l'ultima questione sulla quale ci interessava dialogare era quella relativa all'uso delle risorse, in particolare del patrimonio della bilateralità contrattuale, perché oggi paradossalmente è un periodo in cui le risorse
ci sono, certamente mancano le risorse legate alla spesa sulla cassa integrazione, per cui il debito dovrà comunque intervenire su questa operazione. Però dal punto di vista del patrimonio e dei patrimoni, è il caso per esempio della Banca d'Italia, che ha sottolineato come siano cresciuti i depositi di oltre 30 miliardi di euro negli ultimi mesi nelle famiglie italiane. Quindi una situazione paradossalmente nella quale le risorse in parte ci sono. Ecco, la domanda è: quali potrebbero essere modalità nuove con le quali i patrimoni e l'investimento dei fondi bilaterali nell'economia reale potrebbero avere uno sprint maggiore? Sì, allora noi abbiamo visto che il Fondo Solidarietà Veneto, ad esempio, ha fatto un'importante scelta di elevare dal 5 al 20% il tetto massimo, no, di quota patrimoniale che può essere destinata a investimenti in economia reale. Economia reale, quindi poi economia reale e ovviamente la domanda diventa in quale territorio anche, no? Ovviamente sappiamo che Solidarietà Veneto resta un fondo pensionistico, non è un fondo speculativo, però certo ha fatto questo percorso e quindi ha la possibilità anche come fondo, a parità di rating ovviamente, perché il portatore di interesse va salvaguardato in questo caso per ovvie ed evidenti ragioni anche al di là dell'aspetto normativo, ma ha la possibilità di privilegiare il territorio. La domanda è in realtà un'altra però: quanto il nostro territorio è in grado di reagire, di ingaggiarsi in una opzione di investimento territoriale espressa da un fondo. E quindi da questo punto di vista qui ci sono degli spazi di crescita? Penso di sì, sicuramente sì, anzi da un lato c'è stata un'esperienza positiva nel caso di investimenti promossi dal pubblico sul sistema, ad esempio della rete idrica, vado a memoria, insomma, ecco. Sì, però quindi c'è un tema, ad esempio, di legare ad esempio gli investimenti o gestiti o regolati o compartecipati ad esempio dal pubblico sulle infrastrutture nell'ambito dei servizi regolati, che quindi potrebbero essere anche oggetto di una maggiore come dire emissione di bond territoriali, ipotizzo, ecco, da un lato, e dall'altro comunque si pone anche un tema più generale di accesso del sistema produttivo a forme di finanziamento, quindi di accesso al credito, altro rispetto ai canali tradizionali. Quindi da un lato ci sono degli elementi regolativi forse, quindi c'è da intervenire forse in un duplice binario, forse di innovazione tanto nell'accesso al finanziamento da parte del sistema pubblico inteso come dire, governo istituzionale, insomma, dei servizi pubblici e di pubblico interesse, e nello stesso tempo anche nella capacità del sistema produttivo di evolvere verso forme nuove di patrimonializzazione, di accesso al credito, eccetera. Questo per creare un contesto senza il quale non basta la propensione del fondo ovviamente di solidarietà a investire in economia reale. Ecco, per legare quello con la territorialità, ecco, abbiamo questo passo in più da fare. Certo. No, io credo che questo passettino potrà essere oggetto delle prossime occasioni di dialogo tra noi. Ringraziamo Sergio Maset per la chiacchierata e ci invitiamo alle prossime occasioni future. Buon lavoro a tutti. Grazie a voi.